E buongiorno a tutti voi cari telespettatori di Canale Italia, benvenuti martedì 7 maggio dell'anno 2013, come sempre rigorosamente in diretta a commentare le principali notizie dei quotidiani. Beh, come sapete la notizia in apertura praticamente ovunque è la morte a 94 anni di Giulio Andreotti, un uomo che ha attraversato 70 anni di storia politica, un uomo controverso di cui si è detto tanto, si è continuato a dire anche dopo la sua morte. Oggi i giornali dedicano ampio spazio alla vita di quest'uomo. Proveremo a farlo anche noi per quanto ci è possibile, sempre tenendo presente che dal mio punto di vista non è questa la sede adatta, e ci penserà la storia, ci penseranno gli storici a dare un giudizio sulla carriera politica di Giulio Andreotti. Noi qui lo ricorderemo con l'aiuto dei quotidiani. Ecco, però ci tengo a precisare una cosa anche rispetto al tipo di trasmissione, nel senso che, come voi sapete, la nostra è una trasmissione che si avvale molto del contributo di voi telespettatori, del contributo del pubblico con le vostre telefonate. Ecco, non vorrei che, come è già capitato altre volte, questa mattina la trasmissione si riducesse ad una sorta di tifoseria pro o contro Giulio Andreotti, perché non è questo il senso della trasmissione, non è nemmeno quello che io vorrei da voi, anche perché ci sono molte notizie in primo piano, a cominciare ancora dall'allarme disoccupazione, che è un allarme inquietante. Perché? Perché i dati e le previsioni dicono che non se ne esce, non se ne uscirà nemmeno nel 2014, quindi sono dati su cui dobbiamo riflettere e su cui, mi dispiace dirlo, ma è così, il governo deve prendere immediatamente delle decisioni importanti, piuttosto che pensare a questo posto, a quell'altro posto, a quella corrente o a quell'altra corrente. Comunque, insomma, vedremo un po' che cosa ci dicono anche i quotidiani. Beh, sicuramente mi riallaccio a quanto ci stavamo dicendo, cioè una persona che ha rappresentato la storia dell'Italia, la storia del dopoguerra soprattutto, perché lo ricordiamo sempre presente già nell'Assemblea Costituente e poi per tutti i decenni che hanno rappresentato e segnato il dopoguerra della Repubblica Italiana. Certo, una persona che sotto gli occhi di tutti era era il vero politico italiano, una persona di grandissima cultura sia legislativa, ma una cultura data anche proprio dal fatto che ha vissuto come protagonista per 50-60 anni la storia dell'Italia. Una persona comunque anche che sapeva farsi voler bene dalla gente, sia per quel suo spirito ironico, per la sua marcata ironia ed anche autoironia, perché comunque sapeva rendersi simpatico anche al popolo, ma è anche una persona dotata di una grandissima capacità di sintesi, persona che con poche parole poteva descrivere situazioni, magari anche con, me ne è spesso ricordato, magari con le sue battute, con le sue frasi ad effetto che volevano, che con pochissime parole rappresentavano il completo un'intera situazione. Quindi sicuramente una persona che resterà sui libri di storia. Il giudizio sarà ovviamente diverso a seconda di chi lo prenderà in considerazione, perché comunque essendo stato protagonista di tante vicende più o meno chiare, più o meno scure, chiaro che il giudizio che verrà espresso nei suoi confronti, che già è stato espresso e che già anche in questi momenti sta emergendo, è molto vario e dipende ovviamente dall'ideologia anche politica che sta sotto. Per quanto ci riguarda, io sono un rappresentante di Indipendenza Veneta, quindi lui rappresenta il passato. Forse con la sua morte finisce effettivamente un periodo storico
e quindi bisogna guardare anche al futuro adesso. L'importanza anche di cambiare questa legge elettorale, faceva l'esempio dei comuni, no? Delle amministrazioni. Ricordiamo che Pizzo e Massarotto sono in corsa proprio alle amministrative, quindi ben sanno che cosa significa e qual è la differenza rispetto alle elezioni nazionali. Ma anche rispetto ai privilegi, no, io volevo, rispetto a tutto. anche riallacciandomi a quanto diceva il telespettatore prima, ricordare che la democrazia è uno strumento che va utilizzato, ma va ancora di più potenziato. Il telespettatore recriminava 20 anni di democrazia probabilmente utilizzata male, ma le decisioni dei cittadini e del popolo vanno assolutamente rispettate, ancorché possono essere sicuramente migliorate le leggi che la sovrintendono, quindi la legge elettorale e le varie disposizioni che servono per attuare la democrazia. Ma ad esempio un movimento come il nostro, che propone l'indizione di un referendum per l'indipendenza del Veneto, si va proprio verso questa direzione: dare voce ai cittadini, in questo caso i cittadini del Veneto, affinché dicano la loro opinione, esprimano il loro consenso, il loro dissenso, affinché il Veneto diventi uno Stato, una Repubblica sovrana e indipendente. Perché è fondamentale dare voce e dare nuova possibilità ai cittadini di esprimersi. Io come candidato sindaco del comune di Nervesa della Battaglia, con Indipendenza Veneta, abbiamo proprio come primo punto, uno dei primi punti del nostro programma è proprio quello di dare valore alle persone, dare valore alla democrazia, con programmi di democrazia diretta e partecipativa, far sì che i cittadini, a partire anche dal comune, a partire quindi anche dalla base del sistema amministrativo, che i cittadini abbiano la possibilità di esprimere le loro idee e le loro scelte sulle decisioni, sulla vita propria del proprio comune. Per quanto riguarda il lavoro è fondamentale che tutti, ma a partire dai comuni, per andare su con gli altri organi amministrativi, che tutti prendano provvedimenti seri e comincino effettivamente a parlare di lavoro, perché anche da quando è nato un nuovo governo abbiamo visto che subito l'asticella è passata dai problemi dell'economia ad altri problemi, ad altri fattori. Noi vogliamo che l'economia, che il lavoro sia la priorità, la base, la priorità assoluta. L'urgenza. Ma lo sappiamo, abbiamo visto in questi giorni sono usciti dati e analisi dove dicono che comunque il 2013 sarà un anno di disoccupazione, nel 2014 la disoccupazione aumenterà ancora. Addirittura le stime parlano che comunque fino al 2020 la disoccupazione in Italia rimarrà comunque sopra il 10%. Anzi, si parla che l'occupazione addirittura scenderà, gli occupati scenderanno, mentre dovranno necessariamente aumentare la produttività. Quindi si chiederanno ulteriori sforzi ai lavoratori, ulteriori sforzi alle persone già occupate affinché aumentino la produttività. Quindi assolutamente devono essere presi provvedimenti da tutti a sostegno del lavoro. Chiarissimo. Allora, per correttezza di informazione, ovviamente non è che possiamo avere tutti i candidati delle varie amministrazioni. È anche vero, lo dico proprio per correttezza, che essendo una trasmissione nazionale non si parla di temi locali e quindi nessuno di voi, come dire, fa pubblicità a se stesso, perché parlando di temi nazionali, quindi insomma, e questo mi sembra obiettivamente doveroso. Massarotto. Rispetto anche a quello che diceva Avruscio alla questione Europa, movimenti indipendentisti. Ma io direi, faccio un passo indietro, che anche al di là delle domande dei telespettatori che rappresentano richieste legittime e proprie e personali, dobbiamo tornare a parlare di lavoro ed economia, di politiche del lavoro, di politiche industriali. La priorità deve essere l'economia e dobbiamo continuare a parlarne e far sì che questo tema sia il principale. Certamente ci sono altre esigenze, altre questioni sul tavolo, però fin tanto che non andremo a parlare di politiche industriali, politiche del lavoro, non se ne esce.
il sistema produttivo italiano ha bisogno di riforme. Lo sappiamo che in questi anni i distretti industriali italiani, ad esempio, sono stati lasciati allo sbando. Recenti studi parlavano proprio che per ritornare a crescere, a far ricrescere, a far tornare lo sviluppo alle imprese italiane, che ricordiamolo sono imprese di piccolissime e medie dimensioni, dobbiamo tornare a creare sinergia tra le imprese, tornare a dare valore ai sistemi produttivi locali. Ma mi faccio un esempio, una proposta di Indipendenza Veneta per far ripartire l'economia? Ad esempio una proposta molto fattibile anche a livello di singolo comune è quello di mettere insieme giovani, disoccupati, imprenditori, con la mano del comune, dell'amministrazione, affinché questi partners, queste figure, tra loro diano vita a nuovi progetti, a nuove realtà industriali. Diciamo. Quello che si chiamano anche incubatori di impresa. Ci sono esempi già attivi in molti territori di hub, proprio di incubatori di imprese, dove i giovani hanno la possibilità, hanno le facilitazioni che gli permettono di creare nuove imprese, di dar vita a delle idee, a dei progetti, affinché questi poi si concretizzino in progetti industriali, in progetti di impresa. Ricordiamocelo che se vogliamo uscire da questa situazione dobbiamo ricreare lavoro. E per ricreare lavoro dobbiamo dare ossigeno, dobbiamo dare politiche alle imprese, perché solo favorendo le imprese, favorendo nel senso buono, cioè togliendo vincoli burocratici, dando la possibilità all'imprenditore di fare impresa. Solo in questo modo possiamo far sì che le imprese tornino a generare occupazione. Massarotto, questo è tutto molto bello. Ma questo è molto bello, ma guardi che... Cioè, negli Stati Uniti, però, siccome ne parliamo ormai da anni, il problema è sempre quello, concreti. No? Negli Stati Uniti, se dopo non viene detassato il lavoro, se dopo tutte queste poi anche vi occupate di amministrazione, no? Io stavo pensando ai tanti casi purtroppo che abbiamo visto in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, di persone che magari si sono tolte la vita perché avevano perso il lavoro, avevano perso la casa, e poi anche titoloni sui giornali non avevano chiesto aiuto ai comuni. Facciamo un esempio. Allora io mi sono sempre chiesta, quando vedo queste cose qua, ma come? Viviamo nel paese dei comuni, dei campanili, dove ci sono i quartieri. Possibile che debbano sempre essere le famiglie in difficoltà ad andare a chiedere una mano e non ci sia invece la possibilità di un controllo quartiere per quartiere delle famiglie che hanno problemi? Cioè, mi sono sempre chiesta questa cosa: perché deve essere sempre il cittadino a doversi umiliare? Ci sono persone che non lo fanno perché pensano di umiliarsi in questo modo, e non c'è invece un controllo proprio quartiere per quartiere, visto che viviamo anche poi in quartieri piccoli questa è una cosa che mi sono chiesta, ma senza avere conoscenza, evidentemente. Da questo punto è mancata completamente una risposta, ma anche una porta aperta dalle istituzioni. Ricordiamo che il sostegno agli imprenditori in difficoltà viene dato quasi esclusivamente dalle associazioni di rappresentanza di categoria. Pensiamo a Confartigianato, ad esempio. La Confartigianato di Asolo e Montebelluna è stata la prima in Italia a creare uno sportello, il Life Auxilium, dove con l'aiuto di psicologi, di esperti, danno aiuto, danno sostegno agli imprenditori, quindi un sostegno prima di tutto psicologico, un sostegno morale, cercare di dar forza. Io di lavoro sono direttore di banca, ma tutti i giorni parlo con imprenditori. Non doveva dirlo, Massarotto. Adesso sì, non doveva dirlo, perché adesso non immagina le telefonate: ecco voi banche, non e invece le dico che noi siamo uno sportello per le imprese, per i commercianti, per gli artigiani. Io quotidianamente parlo con imprenditori in difficoltà che vengono quantomeno a sfogarsi con noi delle difficoltà che incontrano di tipo burocratico, di tipo sistema di pagamenti. Quindi c'è l'esigenza di creare... Il sistema creditizio, Massarotto, anche quello c'è da dire, Anche il sistema creditizio avrà le sue colpe, però No, io non è che sto parlando di colpe, però insomma c'è tutto un meccanismo, un sistema che andrebbe rivisto, però... ma anche qui si parla di politiche.
anche Certo, la politica potrebbe intervenire in questo in altre maniere. Ad esempio in Francia hanno creato la banca per le imprese, dove una banca apposita che ha il compito di dare sostegno e di dare risposte alle imprese. Certo che noi ci scontriamo con un sistema di imprese che è caratteristico dell'Italia, cioè quindi con imprese magari sottocapitalizzate, con un largo ricorso al debito bancario e quindi imprese molto spesso molto fragili. Però tornando a quello che si diceva, cioè degli imprenditori in difficoltà, facciamo presente, facciamo capire agli imprenditori che ci sono questi sportelli, ci sono queste persone che hanno la possibilità di dare delle risposte. Queste persone in questo momento si trovano all'interno delle associazioni di categoria. Allora, Massarotto, prego, velocemente. Sì, beh, innanzitutto un saluto agli amici siciliani, perché vedo ci seguono numerosi. Ci seguono tutti, no? Sì. Ci seguono tutti, quindi insomma bene, siamo contenti di questo. Allora, per quanto no, riguarda... le posso chiedere, perché sì. insomma me l'ha detto a fine trasmissione che lei lavora in banca, però insomma quello che diceva Bruscio a proposito dei tassi applicati dalle banche... Ma io qui rispondo riallacciandomi a quanto dicevo prima. Sì. In Italia devono essere fatte delle politiche a sostegno delle imprese. Il sistema bancario passa anche attraverso le politiche a sostegno delle imprese. Ricordiamoci che esistono i confidi, esistono possibilità di accesso al credito che devono essere sfruttate, perché molto spesso anche le finanziarie regionali hanno la possibilità di mettere a disposizione dei plafond, dei fondi a tassi agevolati, a condizioni veramente competitive e agevolate, però molto spesso questi plafond sono vuoti, non c'è la possibilità di avere accesso a questi fondi, o molto spesso la burocratizzazione di queste pratiche è enorme, il che scoraggia qualsiasi imprenditore a portare avanti delle pratiche in questo senso. Quindi per questo dicevo che bisogna comunque ripartire da una riforma politica anche in questo senso, soprattutto per quanto riguarda l'accesso al credito, politiche che favoriscono l'accesso al credito delle imprese attraverso le banche, ma attraverso anche istituti che sono già previsti, che già ci sono, che favoriscono l'accesso al credito sia sotto forma di importi, ma poi sotto forma di condizioni di tassi agevolati.